Abbiamo parlato di olio valorizzando la gastronomia locale, quindi anche facendo delle visite nei frantoi, anche con un press tour dedicato per far conoscere come si articola la filiera olivicola. 3 giorni che hanno visto partecipare per esempio anche diversi bambini che si stanno predicando a progetti che hanno a che fare con l'olio, come anche le attività locali come quelle gastronomiche che con show cooking hanno comunque sia deliziato il palato dei visitatori, offrendo loro dei piatti dove quindi abbiamo valorizzato l'olio in tutte le forme possibili, e quindi continueremo ora con altre manifestazioni, diciamo, che hanno a che fare con la gastronomia in generale, ma partendo sempre dall'olio. Sono iniziative che ovviamente si legano strettamente con l'aspetto turistico. In queste giornate infatti sono state organizzate anche delle visite nei monumenti, il museo, è stato presentato un progetto turistico che ha a che fare, diciamo, con tutte le caratteristiche di Caltabellotta, quindi da quelle storiche, culturali e monumentali. E quindi attraverso questa offerta che si articola grazie, diciamo, anche all'attivismo di diverse realtà locali, si cerca di mettere in rete tutto quello che ha a che fare con Caltabellotta, quindi dall'olio alla storia, alla cultura e all'accoglienza turistica che, diciamo, fa da contorno. Abbiamo colto questo momento per ufficializzare Caltabellotta come Blue Zone emergente, quindi questo aspetto della longevità che per noi è importante, ma è importante anche tramandare attraverso i nostri anziani i valori, le ricchezze, perché sono custodi di tutta questa peculiarità. Ho avuto il piacere di essere qui a parlare di olio a Caltabellotta, dove questa cultura ha un ruolo importantissimo sia dal punto di vista delle quantità che quindi anche dal punto di vista economico. È un olio assolutamente particolare. Queste piante di olivo godono anche dell'aria e delle sostanze che trasporta il vento dal mare di Sciacca. Praticamente è riconosciuto che il sapore, gli aromi, quindi tutte le componenti dell'olio di Biancolille e, diciamo, la degustazione di quest'olio ci offre delle caratteristiche assolutamente particolari, legate sicuramente alla pedologia del posto, anche dovuto al fatto che il mare Mediterraneo impatta sulla montagna e distribuisce tutte le sostanze trasportabili, sali minerali e quant'altro alle piante che vivono in questo bellissimo territorio. Il vero beneficio ne diviene, diciamo, di utilizzare questo alimento, perché l'olio d'oliva è un alimento, più che altro non come condimento, bensì ma come uno sviluppatore, diciamo, un amplificatore di salute, perché l'olio, diciamo, viene all'interno di alcuni piatti, non fa altro che veicolare e aumentare l'assorbimento di alcuni micronutrienti e nutrienti stessi all'interno, diciamo, del corpo umano. Questo, diciamo, è il segreto di tutto e dell'olio d'oliva nel nostro territorio. Ovviamente non dimentichiamoci che è sempre un alimento ipercalorico, ma il suo vero beneficio ne diviene nell'utilizzare quantità ovviamente ragionevoli per i piatti e soprattutto per amplificare quello che è il beneficio derivante dalla dieta mediterranea.